All'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Marca Trevigiana non sono mancati messaggi importanti, come quelli lanciati da Renzo Sartori, presidente del centro cooperativo. Abbiamo lanciato due messaggi, se vogliamo sinteticamente. Uno, che siamo veramente un ammortizzatore sociale per le imprese, perché senza di noi centinaia di aziende avrebbero chiuso i battenti. Tramite il nostro Cofidi sono riusciti ad avere delle garanzie e da soli non avrebbero potuto accedere al credito. Un messaggio preciso è stato indirizzato anche alle istituzioni. Il secondo messaggio molto importante è un appello alle istituzioni, specialmente alle regioni, che rifinanzino la legge 48, che è un motore per noi Confidi, altrimenti dovremmo portare dei costi direttamente alla persona che domanda la richiesta di fido. Ci sono delle banche che hanno capito il messaggio e ci stanno aiutando. Altre banche non lo fanno. Vorrei ricordare alle banche che su questo territorio, se si sono fatte ricche, si sono fatte grazie alle piccole e medie imprese. Prima delle conclusioni, con il comandante della Guardia di Finanza di Treviso che saluta la Marca per andare a rivestire un nuovo incarico a Roma, andiamo a scoprire cosa ci propone il prossimo servizio di cronache trevigiane. APVF intraprende una nuova strada. L'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulana ha presentato il nuovo piano industriale a margine della chiusura del bilancio del 2010. Un bilancio in attivo da cui emerge comunque la crisi di un settore che APVF intende affrontare positivamente, raccogliendo la sfida di una nuova strategia. La sfida al volto dell'ingegner Domenico Dalbò, procuratore generale dell'azienda, che sintetizza così il concetto del nuovo piano industriale. APVF va direttamente con i propri soci alla grande distribuzione e quindi con tutti i prodotti di questo territorio, con investimenti molto elevati in nuova tecnologia e quindi noi ci proponiamo da partner della grande distribuzione. Del produttore alla grande distribuzione, dunque, tagliando tutti i passaggi intermedi. Un'operazione che risparmierebbe il 15% dei costi di sistema, a beneficio non solo dei produttori, ma anche degli stessi consumatori, come ci spiega il presidente di APVF, Lino Rossi. Tagliando questi tagli c'è un certo reddito, una percentuale, un 50% va all'azienda, il 50% va al produttore e questo dovrebbe dare anche una garanzia al produttore ma anche al consumatore stesso, che c'è qualità, genuinità e anche indicazione geografica protetta di tutti i nostri prodotti che salviamo e sono i prodotti nostri locali del territorio. Un'azienda cooperativa che raccoglie circa 2.000 soci tra Veneto e Friuli per 6.000 ettari complessivi di coltivato. Questi i numeri di APVF, azienda leader nel nord-est del settore ortofrutticolo, che guarda al futuro puntando all'innovazione. Per affrontare la sfida della grande distribuzione, infatti, l'associazione ha investito in macchinari di ultima generazione, presto operativi nella sede di San Polo di Piave. Una tecnologia innovativa che, come ci spiega l'ingegnere Dalbò, permette di aumentare la qualità, di aumentare l'efficienza, di ridurre i costi. Andiamo con robot che vengono usate in altre aziende, non nelle aziende ortofrutticole. Il vino di oggi è un Prosecco Valdobbiadene di OCG, denominazione di origine controllata, dell'azienda Bortolin Angelo Spumanti. Il vitigno è Prosecco Glera. Le uve vengono raccolte a mano solo nella zona di Valdobbiadene, laddove viene prodotto il Valdobbiadene di OCG. Il colore è proprio tipico delle nostre zone. Questo vitigno esprime sempre un colore giallo paglierino, ma sono belli questi bagliori verdolini. Belle anche queste bollicine che si presentano delicate, ma persistenti e numerose. Al naso questi profumi tipici del vitigno Prosecco, la mela, la pera, una leggera anche mandorla acerba nel finale. Certamente è presente questa nota fruttata. In bocca è certamente importante, sapido, fresco, ma certamente questo residuo zuccherino leggero e presente lo rende morbido, lo rende attraente. Certo, si presenta come una persona in punta di piedi, elegante, interessante, certamente un bel vino da aperitivo, di apertura. Salute!
Oggi vi presento un Valdobbiadene superiore extra dry di Rupo dell'azienda Andreola di Col San Martino, da uve Glera, Perera e anche la Bianchetta. È un colore giallo paglierino abbastanza intenso, quindi piacevole per un prosecco e nello stesso tempo brillante, con queste bollicine che salgono meravigliosamente legate alla loro finezza, alla persistenza e al numero. Naso piacevolmente fruttato, un naso di un fruttato maturo, la mela golden, le pere Williams, ma nello stesso tempo anche di frutta esotica e tropicale, ricordo la banana o perlomeno anche l'ananas. Mantiene una sua sapidità importante. Gusto piacevolmente abboccato, sapido, fresco, questo insieme di gesti che lo rendono in ogni caso equilibrato ed armonico. Un vino da abbinare con primi piatti, paste ripiene piuttosto che verdure grigliate, a temperature che sono coerenti con il prosecco, che possono variare da 6 a 10 gradi. Cinque anni fa Claudio Pascucci arrivò a Treviso a guidare la Guardia di Finanza. Lo fece proponendosi di cambiare volto al rapporto tra imprese e la sua istituzione. Il destino ha voluto che anche la Guardia di Finanza di Treviso traslocasse nell'area ex Sappiani, a pochi metri dalla nuova sede di Confartigianato, marca trevigiana. Sono i nostri vicini di casa e questo ci rende molto lieti, anche perché poi questa vicinanza non è soltanto fisica, ma nel tempo, nei miei quasi 5 anni di permanenza qua a Treviso, devo dire che col Presidente Pozzi e con l'intera associazione sono stati fatti bei discorsi, sono state fatte bellissime riunioni e soprattutto sono state prese importanti decisioni in un senso e nell'altro, perché quello che pensavo io nella mia prima esperienza di comandante provinciale era quella di trovare da parte di associazioni di categoria un muro, una barriera nei riguardi della mia istituzione. Ecco, questo probabilmente era un pregiudizio che noi finanzieri e io personalmente potevamo avere in passato. Che esperienza è stata quella trevigiana? Ho scoperto che loro cercano l'istituzione, gli artigiani in particolare, anche a difesa di quelle che proprio sono le loro prerogative e quello che è il proprio lavoro. Per il comandante Pascucci il ruolo della Guardia di Finanza è sempre stato quello di essere un'alleata leale al mondo sano delle imprese. Se si vuole combattere l'evasione, che non significa soltanto non portare soldi alle casse dello Stato italiano, che può essere un concetto per molti anche non condivisibile, ma si tratta di combattere la concorrenza sleale. Io penso che purtroppo, tragicamente, questi 2 anni di crisi che ci sono stati ultimamente hanno indotto questa riflessione. Che Treviso lascia? Io lascio una città che inizialmente era abbastanza diffidente nella Guardia di Finanza, nei riguardi della mia istituzione. Io credo che tanti pregiudizi e luoghi comuni, purtroppo anche a volte come dire, apparsi sui giornali, quando si parlava, se vi ricordate, di scontrini e ricevute e di patatine, ecco, ho dovuto in qualche maniera cercare di togliere la crosta da questo modo di pensare, proprio le incrostazioni, e ho trovato in tanta gente, nella popolazione in particolare, un ambiente assolutamente favorevole. Che dettaglio sia, l'inaugurazione fatta. Cronache Trevigiane termina, come sempre ritornerà la prossima settimana, stessa emittente, stesso orario. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.